No, mi hai sentito? Sì, latte normale, ok, va bene, ok, eccoci qua. Aspetta un attimo, scusa Gigi. Allora, vediamo come funziona sta macchinetta qua, schissare il bottone per parlare con la macchinetta. Il nostro latte è meglio di quello delle mucche, speriamo. Allora, schissiamo il bottone, sentiamo. Ciambau Ambarda Cighe, è arrivato il merendero. Ti sei appena levato su dal letto. Hai ancora i segni della foreta in faccia. Mi sembri un par di braghe di lino con le pens. Che senso? Cioè, non penso, mi ha appena svegliato. Come funziona qua? Cosa fate qua? Vabbè cassi tuoi, benvenuto alla macchinetta del latte. Il nostro latte è meglio di quello delle mucche. Che latte vuto vecchio? Latte normale, perché che latte cavi, scusa? Alta digeribilità, media digeribilità, bassa digeribilità, latte che ti resta sul stomaco tutto il giorno, latte che sei ti a rugolare tutta notte, latte che ti fa venire il corri se non la molli tutta nelle braghe, latte e Nesquik, latte e orzo bimbo bim bum bam, latte e verze, latte e ciccioli, latte sta proprio ben quella caccioletta. Mi pari fatto su con lo steccagno. Come ti pare fatto su con lo steccagno? Una bella cappellina, questo qua, un po' piove, stasera piovigina. E no, il nonno vuole latte normale, latte e basta, grazie. Mi spiace, latte e basta non ce n'è mica. Se vuoi il latte e basta, vai dal lattare e basta. Insomma, fermo! Mi spiace. Sì, ho capito, ma cioè vuoi il latte e basta, non posso andare dal lattare, è chiuso, Cioè uno si fa una verza così per offrire una vasta scelta di latte e lui viene qui per un scartozzetto di latte e basta. Ok, vuoi il latte e basta, no, vuoi solo il latte, per piacere, grazie. Ascolta Gianduia, guarda che questa è una macchinetta seria, non roba da cinesi. Qua abbiamo latte di tutte le sorti, no latte e basta, ma pensati questo. No, ma pensati questo, te lo dico a te, vuoi un latte e basta, un latte normalissimo, latte e basta. Ascolta Vecchio. Se vuoi il latte e basta, comprati una bella vacca e basta, ti svegli la mattina di buon'ora e basta, ti metti sotto un bel seccetto e basta, ci strucchi per bene le tette e basta, così hai il tuo latte e basta, però dopo non venire qua a domandarmi il Nesquik, o l'orzo bimbo bim bum bam, perché te c'appi una pessatata nel culo e basta. Ma ferma un attimo, cioè ho chiesto una domandina, latte e basta, che avevi scritto la macchinetta e il latte è meglio delle mucche, vabbè insomma, via, non avevi il latte, via allora, vabbè, via. E adesso lasciami in pace che devo lavorare, ma pensati questo, dai corri su. Va a bere il latte e basta venire qua a stropicciarmi i ciccioli e salutami Giandoni in studio. E dici all'Angela Boloni che si faccia mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirci qualche cosa che riguarda noi due. Cosa? Vabbè, adesso che lo dico, adesso torno di là che lo dico. La gale tresche con la macchinetta, ho capito? Fatti mandare da tuo nonno a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano, passeggiava con te, passeggiava con te, passeggiava con te. Peppe Bifido a Canto Salordi.